la gente e parla come la gente. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani.
A voi la linea. E buonasera a tutti. Buonasera, sono Rieco. Io parto sempre con Rieco, stile pontefice. Buonasera a tutti, siete collegati sulle radiofrequenze di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Avete appena ascoltato Andy dall'album One Size Fits All del mitico intramontabile Franceschino Zappa, Frank Zappa, fra parentesi, l'unica radio che trasmette i pezzi, l'unica radio che ha il coraggio di trasmettere i pezzi di Frank Zappa. Quindi, insomma, tanta roba insieme a me. Questa sera, come tutte le sere, c'è lui. È lui o non è lui? È lui o non è lui? È certo che è lui. Il mitico, ineguagliabile, insormontabile, intramontabile, inossidabile Antonino Danna. Lorenzo Viviani, no way! Cioè, cavolo, sembri Foxy Jones mentre mi presento così. Cioè, ma manco ballando con le... Sembra tipo Dan Peterson, a stile numero uno, com'è che diceva? Feino Liptonesti, numero uno. Sapete, Chattanooga, Tennessee, quando il sole è a picco e fa caldo, noi beviamo Lipton Esti, per me fenomenale. Ma che non ho il coso col... Ma che ve lo devo dire a fare? Quando c'è una pubblicità anni 80, una pubblicità anni 90, se non è inutile che andate su YouTube, è inutile che andate su Wikipedia, ma c'è Antonino Danna che vi ritrasmette, ve lo fa uguale, quindi è inutile, una sorta di intelligenza artificiale solamente però di quegli anni, cioè lui è fossilizzato su quegli anni lì, non sul vintage, sul mezzo vintage, diciamo. O sul Vinted, non lo so. Comunque vi faccio notare che, a parte il fatto che il pubblico femminile che segue questa trasmissione lo sa benissimo che noi siamo due bonazzi, due marcantoni fatti veramente col pennello. Guardate con la motosega, che stile con le cravatte, no? Lui con questa puntaspilli comunque molto istituzionale. Io con questo Flower Power anni 70. Flower Power meraviglioso. E poi, come giusto che sia, con la mia bella giacchetta di velluto, un bel nodo Windsor, se permettete, guardate la bellezza del nodo Windsor, la sua triangolarità perfetta. Devi fare un tutorial, mi mandi un tutorial col telefonino per fare il nodo Windsor, lì cos'è Windsor? Si chiama nodo scappino o Windsor? Uno scappino, stiamo rimanendo sull'età scappino. Perché in realtà fu inventato dal sarto dei Savoia ed è per regola il nodo alla cravatta che si fa nelle forze armate sia italiane che di cultura. Bene, sono proprio un'ignoranza. Imparava militare. O tu devi sapere che il primo nodo alla cravatta l'ho fatto quando sono entrato in Parlamento, quindi molto molto tardi, primi 5 anni fa. Sì, lo so che faccio vergognare il crack Sichente è morto, insomma. Cioè, mio padre andava a buttare la monnezza la sera, giacca e cravatta, e poi andava alla riunione di condominio. E tu mi dici queste cose, veramente, ragazzi, soffro davvero. Cosa vi devo dire? Comunque, bando alle ciance, sarà una puntata molto improvvisata, perché purtroppo sia io che l'Antonino abbiamo avuto una settimana abbastanza da panico totale, lui in radio, io per altri versi, quindi siamo arrivati impreparatissimi come al solito. Come la prossima però sarà una puntata... L'ultima sì, perché Antonino lo mandiamo in missione speciale, e andrà e il latte. Fra Calabria e latte, cos'è? Tra la Calabria e il latte. Tra la Calabria e il latte. Che cazzo te ridi? Va bene, comunque, quindi la prossima puntata recuperiamo. Questa è un po' improvvisata, fatemela dire, perché l'abbiamo fatta proprio negli ultimi 10 minuti, quindi insomma spero che gli ospiti recepisca, ma sono quelle che vengono meglio, quando c'è l'improvvisazione noi è come una sorta di jam session, una sorta di gezzata, insomma, la nostre ore e mezza di radio. Quindi scusa, mi sto guardando nello schermo e mi dico da solo quanto sono bello, cavolo. Stasera sono proprio bello, cavolo. Ma Lorenz, una camicia di forza, sì, mi inviterei a cena da solo, guarda, stasera. Davvero, sono problemi questi, Antonio. No, senti, visto che è una jam session... TSO te lo firmano, te sei a Milano, chiami, mi scusi il sindaco di Milano, e dici un attimino, guarda, se ti fa un prego, qui a Castano Primo governa il centrodestra. Ah, ok, mi perdoni. Difficile che loro facciano il TSO, voglio dire, a una delle
delle voci forse più ascoltate su Radio Libertà. Bene, Credo di no, bene, però. sono le Senti, 17:42, abbiamo perso ancora minuti. ma Molti io ho una discorsi. cosa, se Vabbè, allora, visto che è adesso una jam session, io mi sono portato anche il mandolino, una cosa ti sei portato? no, il mandolino no, perché non lo so suonare, lo sapeva suonare mia nonna paterna. Ma Vedi. detto ciò, io avrei a questo punto il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi, se vuoi. Possiamo Vai mandare col in onda diritto, non l'ho quello? mai assaporato in questa trasmissione, dato come lo sono sempre ascoltato al mattino. Vai col diritto rovescio di E Magnaschi. allora, che vada il mio maestro Pierluigi Magnaschi in onda. Vai Lorenz, e buon lavoro anche a te. C'è qualcosa? Siamo in silenzio? Per conquistare nelle prossime settimane la maggior porzione possibile di territorio ucraino. Sembra infatti che Putin stia sparando tutte le sue ultime cartucce perché la situazione economica in Russia è sull'orlo del baratro e se il paese ha resistito fino ad oggi lo si deve soprattutto alla crescita del PIL generato dall'industria bellica che infatti è stata fatta girare ai massimi regimi. Ma questo ha creato una spirale di inflazione che ha costretto la Bank of Russia a portare i tassi di interesse a livello del 21%, cioè un livello insostenibile per un paese soggetto a forti sanzioni internazionali. Infatti quest'anno il numero delle società russe fallite è aumentato vertiginosamente. Quanto potrà resistere Putin? Sarà Trump a togliergli le castagne dal fuoco? Rieccoci qua, grazie Lorenz. Intanto chiama per favore l'ospite che ti avevo segnalato per le 17:45. Grazie. Noi riprendiamo la linea, insomma, caro Lorenzo, alla fine anche Chilometro Zoom ha potuto ospitare il diritto e rovescio. Detto ciò, senti, ti posso porre una domanda? Parliamo un attimo di pesca. Me lo ponga. Ecco. Perdonate, Me la il ragazzo, ponga, me la ponga. il ragazzo a quest'ora è un po' stanco ed è venerdì sera pure per me. Quindi... Vai, dai con la domanda. Per cui, no, ti volevo chiedere questo, mi rivolgo al comandante di Peschereccio. Vai. Ma in questo periodo dell'anno che si fa? Allora, in questo periodo dell'anno siamo con le lampare in dirittura d'arrivo, ci si ferma perché, soprattutto per quello lo dico diciamo, la parte nord-ovest del nostro paese, si finisce la pesca dell'acciuga, quindi cercate di mangiarle, diciamo, le acciughe salate in questo momento, al piemontese una bella bagna cauda, anzi scusatemi, perdona, dato che parliamo di piemontesi, qua abbiamo un piemontese doc e Mo lo dobbiamo chiediamo parlare a di un lui. argomento. E infatti lo chiediamo tanto se gli piace la bagna cauda e qual è il rapporto con le Liguria e con le acciughe salate, ma soprattutto con il nostro ospite che presenterò fra pochi secondi parleremo di un argomento che è andato un po' nel dimenticatoio, no? Noi siamo quelli degli argomenti scomodi, stiamo continuando a parlare di granchio blu quando gli altri non ne parlano, continuiamo a parlare di tante problematiche che hanno afflitto gli agricoltori che gli altri si dimenticano. Adesso parleremo di peste suina, una purtroppo situazione che sta degenerando, che ha avuto tanti problemi e la persona più indicata in questo momento per parlarne è proprio lui, il senatore Giorgio Maria Bergesio, che saluto, che oltre a essere senatore della Repubblica è anche vicepresidente della Commissione Industria, Agricoltura e più ne ha più ne metta, perché ormai hanno tantissimi titoli queste commissioni. Buonasera Giorgio. Ben trovato, senatore. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti voi e buonasera agli ascoltatori. E allora, intanto che rapporto è con la bagna cauda, dato che l'abbiamo buttata lì? L'acciuga salata è delle tue parti oppure non si usa? E anche con le acciughe straordinariamente importante. Che non ti ho mai portato, fra parentesi, quindi dovrò riparare al fatto di portarti 2 acciughe per fare la bagna cauda. No, andiamo al tema caldo, perdonami Giorgio, sul discorso peste suina.
è una preoccupazione. Abbiamo cercato di mantenerla nei confini e nei limiti, non siamo riusciti, è andata a finire su altre regioni importanti dove si produce, dove l'allevamento di maiali è importantissimo per delle eccellenze inestimabili che dovrebbero, finché non verranno fermate totalmente, girare tutto il mondo. Qual è la situazione odierna? Ma la situazione odierna, diciamo che incrociamo tutte le dita. Pare che a livello di focolai negli allevamenti la situazione si stia abbastanza, diciamo, sia rallentata, anzi ultimamente non ci sono stati più nuovi focolai. Il tema sostanziale, qualche risorsa ci sarà ancora in legge di bilancio, mi pare 10 milioni di euro, per incrementare ancora il tema della biosicurezza degli allevamenti, anche perché eravamo molto indietro. Il commissario sta lavorando anche molto per mettere in pratica quello che noi abbiamo definito nell'emergenza agricoltura, che è l'abbattimento attraverso anche la ricerca selettiva dei branchi da parte dell'esercito, di questi 177 militari, iniziando a proteggere quelle aree che sono più delicate, laddove si svolge la lavorazione della carne suina insieme agli allevamenti, perché questo è un tema importante, la zona diciamo soprattutto dove si lavora la carne per i salumi, per i prosciutti, per le salsicce, per tutto il resto. Il fondamentale è che noi continuiamo sulle barriere di protezione, di ingresso sia negli allevamenti, ma anche riuscire a proteggere, diciamo, le aree più evocate per quanto riguarda la suinicoltura nel nostro paese, e capendo che oggi noi abbiamo un import molto forte di animali, abbiamo l'export dei prodotti lavorati, perché il Made in Italy, lo sapete, che in questo settore è fortissimo, noi abbiamo un export altissimo, qui parliamo di perdita mensile di 250 milioni di euro di export, laddove hanno individuato le criticità della peste suina, lasciandoci poco spazio a alcuni paesi nei quali l'import era molto importante. Oggi il tema veramente è quello dell'eradicazione, nel percorso in cui si è dato anche il commissario straordinario, che è quello: tutela forte degli allevamenti in biosicurezza, diciamo abbattimento selettivo degli ungulati, perché questo diventa fondamentale, e dall'altra parte anche la grande capacità di attenzione per non portare il virus da una parte all'altra del paese. Anche sul discorso dei macelli è stato fatto un ottimo lavoro, perché laddove c'era un allevamento con un ingrasso di suini, un'area di protezione, c'era una difficoltà enorme per l'abbattimento degli animali. Invece questo è stato fatto ed è stato fatto bene. Io credo che insomma negli ultimi 2 o 3 mesi abbiamo avuto un salto di qualità notevole. Se noi riusciamo a continuare nell'abbattimento degli animali e soprattutto degli ungulati e a lavorare in sicurezza, diamo, diciamo, qualche certezza in più agli allevatori, perché è vero che, come dicono molti, oggi il prezzo è importante perché 2,50 € il vivo, l'ingrasso, un suino di 130, ma quello non è il tema è non finire in quel vortice pericolosissimo che quando un allevamento contagia la PSA, soprattutto se magari sono scrofai e riproduzioni, perché poi vai a contagiare un insieme di allevamenti che diventa difficile poi frenare la divulgazione del virus. Fammi fare una precisazione, tanto grazie della spiegazione perché è sempre esauriente nel dettaglio, almeno ci ha portato uno spaccato della situazione odierna. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, lo diciamo fino al sfinimento, che non c'è il minimo pericolo per la salute umana. Quando si parla di peste suina noi parliamo già in default di un come se non però per chi non lo sa, la peste suina non ha problemi non dà problemi di salute, è diciamo impercettibile per noi. Naturalmente invece è un problema di contagio nei suini, quindi praticamente si attacca fra i cinghiali, quindi i selvatici, e gli allevamenti. Ecco Giorgio, com'è il fatto delle esportazioni adesso dal nostro paese agli altri paesi? Perché alcuni paesi avevano già cominciato a chiudere, diciamo, le esportazioni. Qual è la minaccia sulle nostre DOP, sulle nostri prodotti, diciamo, di punta? Ma sulla minaccia di prodotti di punta, oggi questa minaccia è importante ma è ancora contenuta. Qualche paese ha già iniziato, grazie al lavoro fatto dal Ministero
dell'Agricoltura, dal Ministero degli Esteri, dal Governo, ha già iniziato a riaprire il percorso, però certamente che finché abbiamo il virus in corso diventa complicato e complesso. A differenza di quello che ha fatto la Germania, che in pratica è riuscita a selezionare le regioni, noi è stato un discorso che comunque ha ripreso il discorso nazionale. Io credo che il lavoro che sta facendo il commissario è di riuscire a far aprire pian piano i paesi che hanno chiuso e riuscire a dare uno sfogo di mercato importante, perché noi sappiamo che su 20 miliardi, 19 miliardi di prodotto interno lordo della suinicoltura sono 5 miliardi di export, è veramente tanto in questo settore, perché li valorizza. Lasciamo per... Aia, il telefono non ci ha aiutato. Io avevo una domanda da porgere al Da $1 senatore. milione, lo so. Eccolo, senatore, prego. Eccomi. Ci è risparito un attimo. Guarda, c'è Antonino che ti vuole fare una domanda, poi ti lasciamo perché sappiamo che sei in viaggio, quindi non ti vogliamo disturbare. Vai, Anto. In realtà è una domanda per entrambi, visto che siete del settore tutti e due. Allora, io stavo vedendo un attimo una scheda che la BBC ha appena pubblicato su Robert Kennedy Jr., che come sapete è stato nominato ministro della salute in America. Tra le sue linee operative c'è anche questa, perché non è che è solo, diciamo così, indicato come pazzo Novax furioso. In realtà lui i figli li ha vaccinati tutti quanti. Lui ha una serie di perplessità su alcuni vaccini, non su tutti i vaccini. Ma detto ciò, Robert Kennedy Jr. dice questo, sentite qua, tra i suoi obiettivi ci sarà togliere cibo processato, cioè cibo rielaborato a livello industriale, dalle mense scolastiche e togliere tutta la robaccia chimica fuori dall'industria del cibo. Secondo voi è una cosa che si può fare anche in Italia? Che ce l'ha un senso, secondo voi? No, in Italia noi questo l'abbiamo già fatto. Noi abbiamo per decreto bloccato, in pratica vietato la produzione, la commercializzazione, la vendita di cibo sintetico nel nostro paese, sia per quanto riguarda l'alimentazione umana che l'alimentazione animale. Abbiamo aggiunto ancora rispetto a questo anche l'utilizzo delle etichette fuorvianti, il misbranding, il tema di chiamare magari un hamburger vegano, cioè sì, quello che riconduce alla carne, l'utilizzo di questo l'abbiamo inserito in quel provvedimento, che poi l'Unione Europea ha detto che questa è una forzatura, però ad oggi è tuttora in vigore come legge. Noi dobbiamo difendere, perché se non difendiamo quella che è la produzione naturale della carne, dei cibi, noi non possiamo permetterci di salvare quella che è la nostra economia. E soprattutto, lo ricordo agli ascoltatori, siamo tra i paesi più longevi d'Europa e in questa longevità c'è il fatto della dieta mediterranea, nella quale ci sono tutti questi cibi naturali e nessun cibo processato. Ecco, questo è fondamentale ricordarselo ogni giorno. Ecco, quindi paradossalmente gli americani stanno venendo appresso a noi. Ma certo, ma guarda che noi in questa legislatura, e poi lo sa Lorenzo perché abbiamo condiviso tutti i percorsi, abbiamo approvato una legge che abbiamo definito l'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, primo paese europeo, nessuno ha questa legge in vigore. No. Abbiamo una legge che vieta la produzione, la vendita, il commercio, l'importazione e tutto quello che volete, l'acquisto del cibo sintetico, e una legge che vieta l'utilizzo delle etichette fuorvianti. Io credo che quello che si dice New Green Deal, che si dice sovranità alimentare, chiamiamola come vogliamo, queste sono norme le cogenti nel nostro paese. Il resto è tutta fuffa che gliela lasciamo a chi ci vuole spiegare le cose che non esistono. Bravo, sono pienamente d'accordo con te. Finalmente è iniziato un percorso che secondo me dovrà finire, Giorgio, proprio nella direzione in cui dovremmo noi cominciare un po' a fare proprio da regia, diciamo a livello europeo, su come catalogare anche gli alimenti, l'etichettatura, perché penso che ne abbiamo il più interesse e possiamo sicuramente spiegare ancora meglio ai nostri, diciamo, cugini oltre Alpe
come si trattano gli alimenti. Io ti ringrazio. Grazie senatore Giorgio Maria Bergesio, grazie a mille, voi. sei sempre benvenuto Grazie su di queste cuore. frequenze e Buona alla prossima, serata a grazie. tutti. Grazie a tutti voi. E allora, Antonino, cosa mi racconti? Cos'è? No, sai, è una cosa che effettivamente fa riflettere, anche perché ti voglio leggere quest'altra cosa. Tra l'altro, RFK Junior, Bob Kennedy Junior, dice che lui darà un nuovo indirizzo alle agenzie federali che si occupano di salute, che si dovranno occupare di obesità, diabete, autismo e cancro, e dovranno liberarle dell'influenza di Big Pharma. Sai che ora c'è Certo. questo grande dibattito su sto farmaco che danno ai diabetici, ma che a quanto pare potrebbe combattere l'obesità. Ora non mi ricordo più il nome di questo Sì. farmaco, che comunque però ha la capacità addirittura di rimuovere il 25% di un quarto del peso di un obeso. Cioè, se lo facessero a me, io perderei 50 kg nel giro di poche settimane, tanto per dire. Che da un lato, per carità, sarebbe anche una bella cosa, dall'altro lato però mi domando, primo, se sia sopportabile un prodotto del genere, e secondo, Vabbè, non te lo guarda, 50 infatti kg persi in un colpo solo così penso velocemente non fanno bene. penso sia più salutare una buona dieta e un po' di sano movimento. Sì, Detto quello sempre. questo, ritornando a quello che diceva e che dicevamo insieme al senatore Bergesio, è una sorta, noi dovremmo cercare di essere un po' più fieri, abbiamo sempre anche noi da imparare, assolutamente. Io a volte quando diciamo siamo i più bravi, mi viene un po' da ridere. Siamo bravi, abbiamo delle belle cose, fra parentesi tutte le cose in cui siamo bravi le abbiamo ereditate, soprattutto tante, quindi battersi il petto e dire che siamo migliori al mondo fino a un certo punto, in che senso, tanta roba l'abbiamo ereditata, quindi dovremmo dire grazie di quella roba lì, e ce l'ha lasciata in prestito i nostri avi, i nostri genitori, i nostri nonni. Noi dovremmo migliorarla. Quindi quando dici siamo migliori, no, per essere il migliore devi continuare a lavorare, devi continuare a guardare avanti. Quindi basta fare questo sentimentalismo che ci tiene inchiodati a una mentalità che secondo me è proprio ormai è solamente da narrazione. Quindi bene, siamo bravi, abbiamo la dieta mediterranea, facciamola fruttare questa cosa qua. Facciamo Esatto. degli atti legislativi, come diceva bene Bergesio, che poi ci portino ad esempio, a fare etichettature che possono dare una mano ai nostri produttori, che evitino che nel nostro paese arrivino rumenta da altre parti del mondo. Impegniamoci in queste cose, lavoriamo, miglioriamoci ancora. Guarda che non c'è niente scritto sulla pietra. E quando io dico sempre, anche dal punto di vista amministrativo, quando stai fermo, vai indietro. Per anche rimanere al solito punto e ricordare le tue tradizioni, la tua cultura, anche diciamo con la lacrimuccia che vuoi rimanere, devi sempre muoverti un po' avanti, devi sempre fare qualcosa, devi sempre impegnarti a lavorare. Quindi, insomma, meno bandierine da tutte le parti e più lavoro, ecco, fammi dire. Sbaglio? No, non sbagli. Comunque il farmaco di cui parlavo era l'Ozempic. Va bene, noi adesso ci Vai. fermiamo. Parola al direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, per Liberamente. Ci ritroviamo tra poco. A tra poco.